Ed eccoci amici, buon pomeriggio. Come sapete continuiamo questo appuntamento con Obiettivo Turismo. Oggi mi trovo a Camigliatello, è lunedì, quindi non siamo di martedì perché ricordiamo questa sera poi giocherà il Cosenza, Lupa Lupo lo faremo domani, quindi ecco avete letto, impianto Capinavia è chiuso per decreto ministeriale emergenza Covid, quindi qui in Sila è chiuso. Aspetta naturalmente che si sblocca qualcosa, un impianto veramente questo lo conoscete tutti qui a Camigliatello, però poi più che altro da quello che ho visto, ecco vedete c'è un albero, un pino che è caduto proprio sulla strada qui, non si può nemmeno entrare. Mi auguro che qualcuno sia intervenuto. Ho chiesto ai ragazzi qui, però nessuno diciamo, può parlare, non sono autorizzati a parlare, comunque parliamo noi, queste sono le immagini, l'impianto è chiuso completamente in attesa che naturalmente si possa sbloccare. Poi, ripeto, è tutto un controsenso, questa emergenza Covid mi sembra un controsenso perché di feste, di locali sono tutti aperti, io non capisco perché una struttura del genere debba restare chiusa, nello stesso tempo è anche difficile arrivare qui a Camigliatello perché bisogna fare la strada vecchia, è tutto bloccato, quindi speriamo bene che si possa riaprire al più presto. Nel frattempo, se Roberto viene ti faccio vedere che è tutto chiuso qua, c'è una pace veramente unica per questo lunedì, eccolo qua, questi sono gli impianti, sono fermi. Obiettivo Turismo anche oggi vi porta in Sila dal mare, siamo qui a Camigliatello, questo è l'impianto naturalmente fermo, bloccato. In attesa di tempi migliori, per il momento rientriamo su Camigliatello, andiamo a sentire anche i commercianti di Camigliatello. Approfitto e saluto Roberto Campanaro, uno dei tanti imprenditori qui che dedica con grande passione e professionalità questo suo lavoro con i prodotti nostri calabresi, ma non solo. Allora Roberto, come sta andando innanzitutto e benvenuto. Allora, buongiorno. Diciamo che siamo ripartiti, diciamo che non ci possiamo lamentare, anche perché con una chiusura come abbiamo avuto quest'anno era difficile ripartire. Siamo ripartiti bene, la gente è attenta, ma va in giro comunque, preferisce l'aperto, la montagna ha risposto bene, perché con i sentieri, i percorsi, le bici possono andare a cavallo, è il paesaggio che offre tanto, diciamo che è una meta che viene apprezzata. Visto che diciamo, le amministrazioni, anche il sindaco qua a Monaco, poi l'avremo, anzi abbiamo già insieme a noi in diretta, perché questo naturalmente è una registrazione che facciamo prima della trasmissione, avremo insieme a noi in diretta su Obiettivo Turismo, però dicevo, ha dato la possibilità a tutti voi di mettere anche diciamo, i tavoli esterni con le strutture, no? Oggi diciamo che abbiamo creato insieme all'amministrazione, gli diciamo anche grazie, questa specie di boulevard per far stare la gente all'aperto, che ha apprezzato, ha gradito. Diciamo che poi gli spazi dove possono stare tranquilli è necessario, soprattutto per chi va in vacanza, magari è un pochino un disagio per chi deve lavorare, ma se non ci sono questi si lavora poco. Senti Roberto, cosa comprano in modo particolare? Uno che viene in Sila dice, vabbè, dove i funghi si sa, però c'è qualcosa oltre i salumi, i latticini? No, oggi diciamo che bene o male l'enogastronomia silana va bene, ma vanno bene i vini, i salumi, i formaggi, i liquori, i funghi, ma diciamo che apprezzano anche le marmellatine, tutto quello che c'è da abbinare insieme all'enogastronomia, diciamo che Roberto, va bene. io da più tempo sto lanciando questo chilometro zero, lo sto dicendo da più anni anche con la Coldiretto o meno, consumiamo i prodotti nostri calabresi, abbiamo aziende veramente leader in tutti i settori, no? E noi l'80% tranne le bibite diciamo che sono tutti prodotti nostri che oltre a venderli diciamo li anche trasformiamo, oramai abbiamo bene o male tutti la cucina, oggi apprezzano perché noi facciamo provare non solo il prodotto diciamo ma lo trasformiamo in cucina con dei bravi chef, oggi apprezzano, il turista che arriva apprezza, trova una qualità abbastanza alta. Visto che anche il bar qua Leonetti ha messo fuori i tavoli, Sì, ma come, voi state organizzando un po' di... ma come tutti. Dammi un motivo perché uno deve venire qua in Sila, dai.
ma perché si sta bene, signore, e poi comunque si può vivere a 360 gradi. Diciamo che la tappa del corso sarebbe l'ultima da affrontare, perché ci sono posti veramente belli, il tempo è bello, e quello che ci offre la natura è impagabile, signori. Speriamo bene per queste vie di comunicazione, la superstrada, insomma, che possano sistemare più presto, perché oggi diventa quasi una mezza Su questo ho la mia idea, che è sempre fuori diciamo, dal comune. Io credo che se avremmo messo 2 cartelloni, strada turistica o panoramica, nessuno si sarebbe lamentato, anche perché su quella strada ci siamo cresciuti tutti, ci abbiamo iniziato a guidare, ci andiamo con la neve perché ci divertiamo. Oggi che devono fare? Questi 10 km sembra talmente difficile, ma non è così. Lo dico che in Trentino le strade sono tutte in quel modo, i percorsi per arrivare a Madonna di Campiglia, in Trentino, in Austria, e per arrivare a un centro turistico come Camigliatello ci sono almeno 60-70 km di strade di montagna, che è la vera bellezza, perché ti portano poi nel cuore della montagna. La cosa bella è che non prepariamo niente, la gente magari passa qui, siamo su un marciapiede, No, c'è anche non la bisogna preparare pagotina. nulla, perché noi siamo così, i montanari sono così. Va bene. Roberto, se vuoi salutare qualcuno. Io saluto tutti, signori, vi auguro una buona giornata e buone vacanze, soprattutto chi è arrivato e chi deve ancora partire. Invitiamo i calabresi a venire qui a Camigliatello, perché Ma è non solo i bellissimo. calabresi, noi siamo aperti a tutti, poi non bisogna avere paura, signori, oramai diciamo che bisogna fare attenzione ma non avere più paura. Ed eccoci, dopo Roberto Campanaro, la storia anche di Camigliatello come tanti altri imprenditori qui sul corso. Approfitto, io sono seduto qui, non so, in un bar, non so dove mi trovo, alla fine del corso, e ho incontrato questo signore bello tranquillo qui, che non è calabrese, ma è... Pugliese di Bari. Perché dovete sapere che qui in Sila ci sono tanti pugliesi. Lei da quanto tempo viene qua in Sila? Sono 40 anni che bazzico queste zone. Inizialmente andavo a Pago del Soldato perché ero un dipendente Enel e quindi lì avevamo il villaggio Arca e quindi abbiamo sempre, diciamo, soggiornato lì almeno 2 volte all'anno. Adesso è in pensione? Sono in pensione da un anno perché costretto, diciamo così. Senti, questa Sila com'è? La Camigliatello è cambiato qualcosa? Cosa vogliamo dire agli amministratori? Che vogliamo suggerire anche agli amici calabresi, pugliesi, siciliani? Senti, io personalmente Camigliatello vabbè, è cambiata, in 40 anni sicuramente è cambiata, ci sono delle strutture che prima non c'erano sul corso, una ricezione abbastanza, diciamo, accogliente da parte degli albergatori, dei ristoranti e quant'altro. Quello che mi rammarica è il fatto che dal punto di vista, diciamo, logistico, parlo per me naturalmente, quando passo e devo buttare una sacchetta di immondizia, diciamo così, molto volgarmente, ho sempre dei problemi. Stamattina ho dovuto inseguire la macchina che andava facendo la raccolta, perché non avendo casa mia qui, io vengo qui e quindi non ho diciamo, la disponibilità di fare la divisione e quindi devo necessariamente trovare i bidoni dove poter votare. Questo è un grosso problema. Lo diremo al sindaco praticamente. Sì, sì. Però ripeto, qua diciamo di spazzatura non ne vedo, perché pare che sta andando. Io non parlo della spazzatura che sta buttata. La raccolta. La raccolta. Quello invece che devo dire, va detto, è che nei boschi non sempre c'è molta pulizia, c'è molta trascuratezza, la gente fa praticamente quello che gli... Sono incivili, questa è l'inciviltà. Lo so, però diciamo il comune dovrebbe vigilare di più. Va bene, e buona permanenza, quando si ferma? Io mercoledì vado via, sono qui da 4 giorni. Buona permanenza, come si chiama lei? Damiano. Damiano. Allora, con Damiano fra poco continuiamo il nostro viaggio qui per Camigliatello. Ti chiami? Adriano, Adriano, da dove vieni? io vengo dalla Campania, siamo stati in vacanza in Calabria e siamo venuti a trovare mio cognato che è di Cosentino. Come sta andando? Sta andando molto bene e oggi abbiamo deciso di fare una passeggiata qui a Camigliatello. Tranne le varie deviazioni, Non mi dire la strada. le varie È deviazioni, stato bene, un bel panorama. però il viaggio vale la spesa, come si suole dire, perché è molto bene, l'aria molto pulita e fresca soprattutto, e
Speriamo di passare un bel pomeriggio. Con la signora come si chiama? Linda. Linda, è la prima volta che venite in Calabria? Oppure? No, vabbè, io ho mia cognata che... Abbiamo cognate e cognati No, calabresi. perché mio fratello è sposato una cosentina, quindi... Di Campania di dove? di Avellino. Quest'anno vi abbiamo dato a Braglia come allenatore. Sì. Siete contenti? Beh, speriamo di sì, è un buon allenatore, speriamo che ci dia soddisfazione. Ha fatto bene a Cosenza, facciamo in bocca al lupo a Piero Braglia e allo stesso tempo facciamo in bocca al lupo ai lupi stasera che giocheranno a tempo. In bocca al lupo anche ai lupi. Voi siete i lupi dell'Irpino? Sì, contro i lupi della Sila. Lupi della Sila. Da noi non si dice crepi il lupo, ma si dice viva il lupo. Senti, di Camigliatello avete visto già un po' tutto? No? Siamo arrivati da 10 minuti. Ho preso proprio al volo. Sì. E la bambina invece che è bellissima questa bimba, come ti chiami? Alice. Alice. Non Allora, parla Alice, ancora. non parla, piccolina. Va bene ragazzi, buona permanenza in Calabria. E qua c'è l'albero di Natale, anche se siamo a luglio, ma c'è l'albero di Natale. E perché mi trovo qui? Perché adesso vi faccio conoscere questo giovane ragazzo, questo giovane imprenditore che ha lanciato questa sfida naturalmente anche qui in Sila Camigliatello Silano. Marco Guida, ciao Marco. Ciao Fabio, carissimo, come stai? Bene, bene, allora mi vuoi spiegare perché siamo all'ambiente natalizio anche a luglio? Assolutamente, noi abbiamo avuto quest'idea di aprire questo hotel a tema di Natale tutto l'anno, per cui abbiamo 6 piccole camere recentemente ristrutturate, questa struttura recentemente ristrutturata, completamente a tema di Natale, appunto si chiama Abete Bianco, Albergo del Natale, siamo nel centro di Camigliatello Silano. L'abete bianco nel centro di Camigliatello dove avete messo tutto il Natale, perché uno viene qui e trova Natale tutto l'anno. Esatto. Anche le camerette sono... Esatto, le camere sono tutte arredate con il tema di Natale e sono finiti tutti i servizi. Abbiamo il servizio Sky in tutte le camere, il bollitore per poter fare tutto quello che è un solubile e al mattino regaliamo il buongiorno degli elfi, fatto di crostate, ciambelle e biscotti che facciamo. Il giorno degli elfi. Il buongiorno degli elfi, perché Qui qui gli elfi, io saluto gli amici del Parco degli Elfi, lì a Marano, c'è un parco bellissimo, abbiamo fatto una trasmissione la scorsa settimana anche dei giovani come te e quindi io mi auguro che questa Calabria possa ripartire dai giovani come Marco e come Pietro, come tanti altri ragazzi che credono in questa terra. assolutamente una terra molto ricca di storia, territorio, fascino ed enogastronomia, per cui chi viene qui difficilmente può rimanere scontento. Poi abbiamo un'amministrazione pure dal parco al comune che comunque sia la provincia, la regione stessa, che fanno un ottimo lavoro tutto l'anno, per cui io dico sempre venite in Sila non come clienti ma come ospiti a casa vostra. Il Parco della Sila poi più che altro, vieni, ecco, chiudiamo con l'albero qua, il Parco della Sila, poi più tardi anzi abbiamo insieme a noi anche il presidente del parco, il sindaco di Spezzano della Sila, però cosa manca in Sila Marco, giusto se dobbiamo dire che si manca qualcosa? Sostanzialmente quello che mi sento dire è che manca la gente che viene a vivere la Sila, perché comunque sia più gente riesce a venire, più noi riusciamo a lavorare, magari anche a rinnovarci e a migliorarci, per cui l'idea è quella di portare più gente possibile per dare anche molta più innovazione, anche perché è un territorio che si sta svegliando molto e sta offrendo anche tanto, sia dai giovani che da persone comunque sono imprenditori sul posto. Poi devo dire che c'è un palazzetto dello sport favoloso, qua è venuta anche la volley nazionale, vengono le squadre, questa è una cosa veramente unica, anche perché il papà insomma si occupa anche di sport, lo salutiamo Gianni, insomma è un appassionato, però questo palazzetto che è ritornato diciamo anche ad ospitare squadre importanti. Sì, noi con la nostra associazione diciamo che siamo ormai da più di 10 anni sul territorio, sono 5 anni che ospitiamo le nazionali, sia maschili che femminili, l'anno scorso abbiamo avuto l'europeo, quindi anche l'Under 21, 8 nazioni, quindi dei movimenti abbastanza importanti, tra cui finali nazionali, quindi abbiamo ospitato anche tutte le regioni, chiunque viene qui rimane sempre diciamo affascinato da questo nostro territorio. E noi ritorniamo ancora alla discussione qui da Camigliatello per Obiettivo Turismo, allora grazie Marco. Grazie a te Fabio. Ed eccoci, questo è un contributo che abbiamo realizzato questa mattina. Io mi trovo qui nello spazio antistante alla griglieria, al ristorante Ventura, chi non conosce, dal 1948 se non mi sbaglio. C'è il nonno che era Silvano, giusto? E adesso c'è il nipote che è sempre Silvano Ventura. A sua volta sì, ho ereditato questo nome ed è molto importante. No, bene, come si sta? Si sta bene. Si spera comunque in una crescita futura, perché no? Abbiamo comunque, io sono tra i più giovani dei nuovi imprenditori qui sulla zona, quindi comunque si è investito parecchio.
sulla nuova struttura, chiamo nuova perché abbiamo investito nelle piccole cose, quindi abbiamo creato delle aree relax piuttosto che una zona camino e quant'altro. Sì, quest'anno sì, ce la siamo vista brutta per quanto riguarda il periodo quarantena sicuramente. Adesso ne siamo usciti. Sì, Un po' di... sì, con un pochino zoppicando, però sì, ci siamo riusciti. Sembra che comunque il turismo non abbia subito una forte ripercussione al riguardo, però c'è da dire che rispetto all'anno scorso un minimo c'è stato, esatto. Però ripeto, siamo ritornati in diretta perché come dicevo prima abbiamo registrato pochi minuti fa, insomma, quello che avete visto finora. Obiettivo Turismo, siamo da Camigliatelle, sono le 15:22 in questo preciso istante. Silvano Ventura, vuoi aggiungere qualcosa? Da qui a poco saluteremo il sindaco, il presidente del Parco della Sila, insomma abbiamo tanti ospiti. Sì, si spera che io sicuramente ringrazio la Prologosi, ringrazio il signor sindaco che comunque c'è vicino, soprattutto... Possibilità anche di mettere pure tutti gli spazi fuori. Sì, come no, per me è un piacere assolutamente, è davvero un piacere averli come ospiti qui. E comunque sì, li ringrazio anche perché ci stanno vicino, si stanno documentando costantemente per quanto riguarda il fattore viabilità. Quindi sono particolarmente presenti e stanno pressando, stanno muovendo per comunque liberare il prima possibile. Non ci sentiamo assolutamente abbandonati come Riso sul Corin, esatto, come di solito succede, no, non ci si può lamentare, insomma. Ok, grazie Silvano, naturalmente è il nome del nonno. Ciao Silvano, in bocca al lupo, buona estate anche a te, buon lavoro. Allora mi avvio, Roberto, naturalmente possiamo riattivare anche l'altro audio perché qui abbiamo il parterre, naturalmente saluto, scusatemi le spalle che passo, e saluto il presidente del Parco della Sila, il generale Francesco Curcio. Buonasera. Buonasera a voi. Bene. Ho sentito prima un signore pugliese, ha detto che si è presa con qualcuno perché i parchi sono un po' sporchi, l'ambiente, c'è qualcuno che lasciano buste, lasciano rifiuti, ma questo è incivile naturalmente. È una questione di civiltà, dice bene lei, è una questione di civiltà. Noi ci affanniamo a cercare di tenere pulito, ma non sono lavori che fa il parco parla con i comuni, parla con i sindaci, che devo dire si interessano poi alla problematica, ma contro la sciattaggine delle persone c'è poco da fare, bisogna cambiare la testa. E non è facile. Allora, saluto e ringrazio per la sua presenza qui il generale. Dice uno, ma che fai? Tu che fai? Ecco, ti vuoi presentare? Simona Lobianco. Sì, è acceso questo, Simona, okay. Prego. Buongiorno a tutti, sono Simona Lobianco. Però ho detto già tutti, tu che fai e che fai? Sì, siamo qui a parlare oggi insomma anche delle cose che si possono fare a Camigliatello in questo periodo. Tra queste c'è proprio la possibilità di visitare la riserva dei giganti della Sila, il primo e unico bene che il FAI ha in Calabria grazie a un contratto di concessione che ha fatto appunto proprio grazie con l'Ente Parco Nazionale della Sila dal 2016, ed è una riserva mozzafiato perché all'interno di questo luogo si possono osservare i pini larici più antichi d'Europa. Il pino laricio è l'albero simbolo, giusto Presidente? Sì. L'icona in qualche modo non solo della Sila ma della Calabria intera. Sì. Infatti potremmo considerarlo proprio come appunto l'elemento fondante della flora vegetativa calabrese. E i giganti della Sila ricadono proprio qui nel comune di Spezzano, siamo a 2 passi da Camigliatello, siamo aperti tutti i giorni, organizziamo appunto visite guidate, iniziative, eventi anche durante la sera, proprio per consentire alle persone, ai visitatori, ai turisti che arrivano e arrivano in tanti nonostante il post-Covid di visitare la Sila e anche quindi i giganti in orari non convenzionali come quelli dopo le ore del tramonto. Che bellissimo. Simona, grazie. Poi adesso apriamo la discussione. Possiamo passare il microfono al sindaco di Spezzano. Ha detto Attilio Spezzano Piccolo, però mi dicevano che è Spezzano della Sila. Vabbè, però Attilio è di casa qua. Attilio è di casa, devo dire Spezzano della Sila. Allora, Spezzano Piccolo adesso fa parte del Casale del Manco, quindi comune di Casale del Manco. Comunque, sindaco, hai sentito sempre questo della Puglia, questo turista che c'è a casa, dove devo rincorrere perché devo dare il porta a porta magari, però la città è pulita, la cittadina è pulita, devo farti i complimenti perché è pulita.
Gli sforzi sono massimi qui dal punto di vista di unità lavorative, soprattutto in questo periodo. Siamo concentrati a tenere pulito questo territorio, questo bellissimo posto, però dobbiamo tutti quanti noi fare attenzione, perché se non c'è la collaborazione, l'impegno civico da parte di tutti noi cittadini, turisti, non riusciremo in questo obiettivo. Non dipende dal sindaco, dall'amministrazione, dipende da tutti noi, quindi è anche una questione culturale. Dobbiamo impegnarci affinché insomma il territorio resti sempre pulito. Guarda, noi abbiamo pensato di produrre questa trasmissione per dare proprio spazio a voi e alle attività, per siete i commercianti o meno, perché poi suggeriamo dove magari andare se ci sono delle difficoltà, e lo facciamo senza polemiche, perché poi noi dobbiamo far uscire da questa Calabria il bello. Qualcuno dice sì, ma sai, non ci so, per arrivare a Camigliatello ci vuole un po' di... È ovvio, io ho detto prima che anche arrivare lì a Marilleva oppure a Madonna di Campiglio bisogna fare chilometri di strade difficilissime e tortuose, però qua da noi qualvolta ci lamenta, però obiettivamente la strada va riaperta, e non so se sei in contatto con l'ANAS o meno, possiamo rassicurare. Sì, noi siamo costantemente in contatto con l'ANAS, con i vertici che si occupano dei lavori sulla statale 107, abbiamo rassicurazioni che più o meno intorno al 4 agosto, quindi confermano la data del 4 agosto per la riapertura del tratto da Spezzano a Camigliatello, quindi il ponte evitare la deviazione. Il ponte ancora per alcuni mesi, perché appunto ci sono lavori, quindi si sta insistendo su questo. Allora, sulla strada vecchia si stanno facendo degli interventi, e comunque anche una buona occasione per vedere il nostro territorio, Coppa Sila, questa strada, la famosa Sila. Coppa Sila. Fammi salutare Fiorino Spizzirri, poi abbiamo anche il presidente della Proloco. Non devi guardare me, Fiorino, guarda quel signore lì. Fiorino è uno dei tanti che ama la Sila e ha sposato una causa importante che è Natività. Allora Fiorino, proprio una battuta perché poi siamo in pubblicità, poi ritorniamo subito dopo. Prego Fiorino. Il Bar Leonetti storico, giusto? Sì, grazie Fabio, ti ringrazio. Diciamo che sono oltre 20 anni che mi occupo di neve come maestro di sci. Abbiamo da circa 18 mesi rilevato una storica attività che è appunto il Leonetti, il Bar Leonetti, quindi con quella voglia di crederci e di sviluppare veramente questo territorio che merita tanto, quindi stiamo cercando di riqualificare una struttura che un po' era datata, con una serie di interventi, e quindi stiamo anche raccogliendo degli ottimi risultati. Guarda Fiorino, puoi anche dire qualcosa, c'è il sindaco, poi abbiamo anche Eugenio Celestino che è presidente della Proloco, però subito dopo la pubblicità, ragazzi, ritorniamo in diretta. Qui siamo nel corso, proprio vedete, ha realizzato e hanno dato la possibilità di realizzare tutte queste strutture all'aperto. Hai fatto bene, sindaco. Ritorniamo subito dopo la pubblicità, in diretta da Camigliatello, a fra poco. Eccoci ritornati da Camigliatello Silano, siamo nello spazio antistante, poi questi sono i Ventura, perché c'è di tutto e di più, quindi dalla griglieria, gli albergo, lo sciatore, l'albergo storico, il piccolo albergo, il piccolo albero, insomma c'è di tutto. Comunque insieme a me c'è anche il presidente della provincia, magari la provincia lo chiamiamo più tardi Iacucci per questa provincia, vabbè scherzi a parte, ma pare che insomma stanno sistemando anche e bitumando la strada alternativa. Presidente Eugenio Celestino, cosa state preparando? Cosa c'è che bolle in pentola? Sempre piano piano, perché purtroppo bisogna andarci con i piedi di piombo, no? Certo, compatibilmente con le ristrettezze non solo economiche ma anche quelle legate chiaramente alla questione Covid, alla possibilità di contagio. La Proloco sta offrendo come tutti gli anni intanto un grande supporto nei rapporti con l'utenza che viene sul territorio. Questo lo facciamo sia come Proloco da sempre, quest'anno ancora di più grazie alla collaborazione col Parco Nazionale della Sila e le guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila, che all'interno della nostra sede stanno facendo un gran lavoro di informazione nei confronti dell'utenza che viene qui per scoprire il nostro territorio. Oltre a ciò chiaramente abbiamo anche tante collaborazioni con associazioni e società per quel che riguarda la
l'offerta culturale che possiamo fare sul territorio, sia dal punto di vista culturale, quindi con presentazioni di libri. In più stiamo lavorando alla realizzazione per l'ultimo weekend di agosto di una rassegna cinematografica, di un film festival che sarà una novità sul territorio comunale, e ci auguriamo che stiamo investendo molte risorse su questo evento, e ci auguriamo che abbia il giusto ritorno in termini di presenza. Presidente, invece per quanto riguarda il dialogo, il rapporto, vi confrontate con la Regione Calabria, ne Proloco, oppure no? Insomma, io faccio parte anche del Consiglio Provinciale dell'Umbria, quindi l'Associazione Nazionale delle Proloco d'Italia, e da tanto che ci stiamo battendo come associazione per il riconoscimento legale e formale di queste associazioni sul territorio, perché sono quelle associazioni che in maniera totalmente volontaria svolgono un ruolo importante, soprattutto nell'accoglienza turistica e nella realizzazione di eventi. Ci auguriamo che con questa nuova regione ci siano le condizioni per dare alle Proloco il giusto riconoscimento per il lavoro che fanno e per quello che hanno sempre fatto su questo territorio. E questa è la cosa più importante. Vogliamo sentire il Presidente Curcio. Presidente, questa sigla, qualcuno diceva la sigla va amata, va capita, no? Non è facile e con tante difficoltà, ma noi abbiamo detto che adesso, come diceva il Sindaco, sicuramente queste difficoltà da qui al 4 luglio, da 4 agosto saranno sistemate. Però che vogliamo dire ai cittadini, che vogliamo dire ai calabresi, li vogliamo invitare a venire? Abbiamo visto Lorica, Camigliatello, ci sono tante zone belle qui, dai laghi ai giganti. Che messaggio promozionale vogliamo fare per la sigla, Presidente? Intanto mi verrebbe da dire che questa difficoltà di poter raggiungere l'altopiano silano non dobbiamo vederla proprio in senso negativo, perché io quando vado in un luogo penso più a quello che troverò piuttosto che alla difficoltà a raggiungerlo. Cioè, io spesso sono andato a sciare sulle Alpi, non me lo sono posto il problema di quante ore dovevo impiegare di macchina. Una volta sono andato in aereo e poi mi sono fatto 3 ore di pullman, ma voglio dire, il mio obiettivo era quello di raggiungere il luogo dove poter trascorrere una vacanza. Per cui questa piccola difficoltà che è temporanea, speriamo, io mi auguro che quello che ha detto il Sindaco proviene da una fonte certa. L'ho sentito poco fa che parlava con l'ingegnere dell'ANAS, sì. Quindi per questo gliel'ho chiesto. Certo, io non metto Però in io, dubbio. Presidente, una cosa la devo dire, perché il fatto che siamo stati chiusi un po' di mesi e qualcuno poi si lamenta perché troviamo puntualmente i cantieri d'estate. E questo voglio dire, ma si può lavorare prima, qualcuno dice ma sai poi d'inverno non si possono fare, ma abbiamo primavere qua importanti, Sono d'accordo con lei. Ho esternato questo mio pensiero così nell'orecchio del Sindaco. Dico, la chiusura del 107 era in programma da tempo, da mesi. Allora il percorso alternativo, che è la vecchia strada, 107, la vecchia strada per Montescuro, andava sistemato un po' prima, così come hanno sistemato anche altri percorsi alternativi, andava sistemata anche la strada che porta in Sila passando a Montescuro. Probabilmente avranno avuto qualche problema sul cronoprogramma, non lo so, però il punto essenziale, se mi consente di farlo, è quello di puntare a ciò che si va a visitare, non tanto alla difficoltà. Che suggerimento vogliamo dare agli amici calabresi o chi ci segue un po'? Ormai con la televisione si arriva in tutto il mondo, è streaming, però restiamo qui in Calabria perché molti non conosciamo. Io ho incontrato dei ragazzi di Cassano lo Ionio la scorsa settimana che è la prima volta, veniamo in Sila per la prima volta, quindi non tutti conoscono la Sila. E allora, arrivati qui, che suggerimento vogliamo? Dove vogliamo mandare questi ragazzi? Allora, arrivati qui, intanto sia qui che a Lorica, perché le due località sono, diciamo, i punti di riferimento dell'altopiano silano. Arrivati in queste due località, come accennava prima Eugenio Celestino, c'è la possibilità di trovare un infopoint a Camigliatello e un infopoint a Lorica. Che lo gestiamo noi come parco. All'interno di questi infopoint ci sono le guide ufficiali del parco che ne sanno di tutto e di più.
Per cui il turista, chi ha voglia di andare in bici o andare a fare una passeggiata lungo i sentieri o semplicemente fare una passeggiata molto soft e poi pensare ad andare a mangiare, a degustare i prodotti tipici, agli infopoint trovano tutte le notizie possibili, tutte le informazioni per potersi godere una giornata o un fine settimana in tranquillità. Senti, volevo sentire Simona, perché Simona arriva dal mare, da Vibo Marina, insomma, catapultata alla montagna. Come nasce questa passione per la montagna? Beh, io ricordo la Sila quando da piccola, quindi durante la mia infanzia, i miei genitori mi portavano proprio qua a Camigliatello e soprattutto ricordo le grandi nuotate che mi facevano sul lago Arvo, perché appunto già allora si poteva insomma godere di questo lago anche in questo modo. Per cui comunque io ho sempre mantenuto vivo un legame con la Sila, che oggi invece diventa ancora più forte proprio per diciamo questioni lavorative in un certo senso. E quindi oggi insomma ho questa grande fortuna di lavorare qua in Sila in un luogo meraviglioso come quello dei giganti ma della il Sila. FAI, che praticamente è l'unico che ha questi giganti, è l'unico in Calabria che il FAI segue con attenzione, o no? Li segue con attenzione nel senso che li gestisce, come dicevo prima, grazie a questa concessione da parte dell'Ente Parco Nazionale della Sila, quindi l'ente tutore resta al Parco Nazionale della Sila. Si tratta di un bene demaniale, quindi un bene di tutti quanti, che noi ci occupiamo di promuovere, valorizzare e ovviamente tutelare nel migliore dei modi, speriamo. Sì, certo, lo state facendo bene. Lo chiediamo al sindaco, perché il sindaco è la bocca della verità, perché è anche critico e dice le cose come stanno, ma perché poi sono giovani amministratori. Io devo fare i complimenti a questi giovani sindaci, no? Che ci mettono la faccia. Io venerdì scorso ero da Fuscaldo e c'era un altro giovane sindaco che è Francesco Tripicchio, il sindaco di Acquapesa, no? Voglio dire, ma come tanti altri in Calabria. Che vogliamo dire ai calabresi? Noi negli ultimi anni, mi collego a quello che diceva, siamo riusciti a portare avanti interlocuzioni importanti, anche la presenza del FAI qui a Camigliatello nel nostro comune è importante, anche perché avrà modo, ha già presentato dei progetti per realizzare anche degli investimenti importanti per il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, così come la collaborazione con il Parco Nazionale, su cui ci si sta puntando, su questa collaborazione si sta programmando tantissimo, perché ci sono molte risorse, molti progetti, quindi quest'anno dobbiamo invitare i nostri amici, quest'anno il nostro turismo sarà più un turismo di prossimità, ci saranno poche presenze dall'estero. Le sagre niente. Sulle sagre stiamo discutendo insieme alla Proloco, insieme agli operatori, per cercare anche delle soluzioni, delle opportunità, premesso che ormai si vive alla giornata, nel senso che l'emergenza sanitaria anche a livello nazionale si affronta di giorno in giorno, quindi siamo legati ai trend dei positivi, a tutta una serie di questioni, quindi da qui a ottobre ancora è lunga, però comunque ci sono delle prospettive, delle idee in campo e sicuramente sarà realizzata la sagra, ma le difficoltà ci sono, gli assembramenti, le presenze, insomma. La famosa è la sagra, il fungo, poi avete patate, insomma avete sagre importanti che sono in programma anche il giro. Però c'è il Giro d'Italia, che se non mi sbaglio farà tappa a Camigliatello, no? Sì, è in programma anche il Giro d'Italia, dopo credo quasi 40 anni ci sarà la tappa qui a Camigliatello, dovrebbe essere appunto da calendario il 7 ottobre, mercoledì 7 ottobre, un percorso bellissimo che attraversa anche tutti i nostri paesi, quindi anche il nostro centro storico Spezzano Sila passa davanti al santuario di San Francesco di Paolo. Qualcosa di bello. Stiamo aspettando anche l'ufficialità, perché anche qui ci sono problemi legati alla sicurezza, quindi alla gestione delle presenze, degli assembramenti. Cioè non vorremmo assolutamente vedere un Giro d'Italia a porte chiuse, così come stanno facendo il campionato o gli altri eventi sportivi. A proposito di porte chiuse, aspettiamo. Consentimi, perché questa sera scenderà in campo il Cosenza al Prato di San Francesco, molti tifosi mettono sulle pagine social il santo nostro San Francesco, pensaci tu, insomma questa sera lo diciamo, speriamo bene per questi lupi silani che riusciranno a portare almeno, mi auguro, anche una vittoria, ma un pareggio va bene anche da Empoli. Sentiamo invece Fiorino Spizzini, che nasce anche sulle piste, no? Come la vedi questa struttura chiusa ancora, ferma?
Diciamo oltre che al bar, perché il bar, vabbè, quello, vuoi fare un reclamo al sindaco? Se vuoi dire qualcosa, se lo puoi fare. No, dica, cosa c'è che non va? Poi glielo dico in Di persona, dai, diglielo adesso, dai. Vabbè. No, dai, diciamo che l'impianto chiuso, secondo me, in questo momento stanno organizzando più che per il problema Covid, che comunque in tutti gli impianti d'Italia e d'Europa ha interessato per questi 70 giorni. Quest'anno, il 2021, c'è la ventennale sugli impianti di risalita di Camigliatello, quindi è un'occasione secondo me per preparare anche questa diciamo, rivisitazione degli impianti che sono a metà mandato. Come sappiamo sono quarantennali, quindi dopo 40 anni devono essere dismessi. È anche certo però che gli impianti sono un'attrattiva un po' in tutto il mondo. Un caro amico, il sindaco di Roccaraso, per esempio, ha inaugurato degli altri impianti appunto lì nella zona di Roccaraso e Aremogna, con l'attivazione anche nel periodo estivo. Quindi è ovvio che si perde un'occasione per dare altri servizi ai turisti comunque che arriveranno quest'estate, Fabio. Abbiamo parlato anche con il presidente del parco la scorsa settimana da Lorica, e anche Lorica che è fermo, ci sono gli amministratori, noi abbiamo 2 impianti fermi praticamente. Anche di più, perché c'era la Pagliara, se ce la ricordiamo, che era un fiore all'occhiello anche della Sila, in questo momento dismessa. Quindi sono diverse le situazioni critiche in questo momento. Lorica spicca su tutte perché effettivamente sono 3 anni ormai dal completamento, e non si capisce, onestamente non capisco perché non si possa definire questa situazione, affidare gli impianti. Io dico, a questo punto, visto che sono ormai passati 2 bandi, credo, per l'affidamento degli impianti, cercare di coinvolgere anche delle aziende del nord, perché secondo me l'opportunità, la possibilità di dare una prospettiva, perché intendiamoci, Lorica da sola non va da nessuna parte, come Camigliatello da sola non va da nessuna parte. Sarò ripetitivo, ma credo che questa famosa idea di comprensorio sia l'unica cosa importante per permettere a tutti gli sciatori. Fiorino, scusami, cosa triste sentire che dobbiamo chiamare questi del nord, è una cosa veramente triste questa. Purtroppo forse. Però posso dirti che ormai le gestioni degli impianti un po' in tutta Italia sono fallimentari, nel senso che sono quasi tutti in passivo gli impianti. Riescono a gestirsi, diciamo anche così, grazie ai servizi che ruotano intorno all'impianto. Quindi l'appetibilità nasce dalla possibilità di avere un comprensorio, dalla fruibilità e dalla possibilità di far sciare delle persone su più piste. Cioè, oggi venire a Camigliatello, andare su Lorica e sciare su 2 piste non ti permette di avere la famosa settimana bianca. Siamo limitati al turista che viene a fare la sciata della domenica, e quindi è un limite importante. Presidente, che vogliamo dire alle parole di Fiorino? Ma io condivido un po' le preoccupazioni del maestro Spizzirri. Certo, la situazione di Lorica è ancora più grave, perché è ferma da 3 anni con degli impianti dove sono stati spesi veramente tanti fondi, e sarebbe opportuno che chi di competenza decidesse in tempi brevi il da farsi. Siamo a fine luglio, non vorrei che arrivati a dicembre con le prime nevicate dovessimo ritrovarci nuovamente in questa situazione di stallo. Che ben vengano le iniziative di chi deve necessariamente interessarsi degli impianti di Lorica. Su Camigliatello la situazione è certamente diversa, però le 2 località sciistiche che abbiamo sull'altopiano devono andare necessariamente di pari passo.
Presidente Curci, invece il parco, vogliamo dire agli amici di cosa si occupa, tutte le attività che avete in cantiere, c'è qualcosa che possiamo promuovere? Cosa succede? Che vogliamo dire su questo? Ma guardi, io di recente, roba di 3-4 giorni fa, ho buttato giù un appunto sulle attività che abbiamo fatto, diciamo, da quando io sono io presidente. Quindi dal novembre del 2018 ho riempito 7 pagine, per cui per raccontarle tutto ciò che è contenuto in queste 7 pagine impiegherei veramente tanto su quello che abbiamo fatto e su quello che andremo a fare. Su quello che andremo a fare, per esempio, le cito la bellissima giornata di ieri, che mi pare è stata ripresa anche da TEN, su questo evento sul lago Arvo, il primo su acque libere in Calabria. C'era anche il delegato Finn che ha detto: questo è un posto meraviglioso, bisogna necessariamente alzare il tiro e portare qui degli atleti internazionali. E io credo che il prossimo anno questo evento sarà veramente fantastico. Ieri è stato un primo step, una prova, è andata benissimo, quindi bisogna ripeterla. Cosa stiamo facendo ancora in questo periodo estivo? Certamente faremo le solite, perché ormai sono storicizzate, le serate sotto le stelle, faremo, e quindi con la possibilità di vedere il mondo astronomico guidato da chi se ne intende. Faremo delle serate musicali, anche qui siamo all'11ª edizione, un po' in giro per i comuni del parco, e stiamo portando a completamento la ciclovia e la sentieristica. Stiamo partecipando a una summer school organizzata dalla regione con la partecipazione dei docenti che si dovranno interessare di trasmettere ai loro discenti un qualcosa che riguardi la natura, l'ambiente, la sostenibilità, perché bisogna partire da lì, dalle scuole, cercare di fare capire ai ragazzi, agli scolari, agli studenti quanto è importante il rispetto dell'ambiente, perché il futuro sarà nelle loro mani da qui a pochi anni. Se ci diamo da fare troveranno un ambiente più sano. Però un plauso va fatto a questi giovani imprenditori, ne ho visti tanti qui a Camigliatello, sindaco, tanti giovani imprenditori che si sono messi in discussione, no? Quindi a questi va dato sicuramente un supporto. Uno sente anche il presidente della Proloco invece su questi giovani imprenditori, penso che conoscerai un po' tutti, no? Assolutamente anche sì. E tanti altri, Marco, Silvano, tutti questi ragazzi che io li conosco tutti. Sì, come cittadino, come operatore commerciale, come presidente della Proloco sono, devo dire, orgoglioso di avere a che fare con tanti ragazzi. Queste nuove generazioni oltretutto portano avanti il lavoro delle generazioni precedenti, migliorandolo, ampliando l'offerta e acquisendo e dando l'opportunità e quindi un'offerta maggiore sul territorio, per cui va a loro il nostro ringraziamento e il nostro incitamento soprattutto. Speriamo bene. Allora guarda Simona, mi devi fare un favore, fai un favore, puoi dare la linea alla regia, guarda, fai un primo piano a Simona Lo Bianco, eccolo qua, naturalmente c'è il carico pesante che sta passando. Buon lavoro anche a voi. Questo è allora sono le 15:55. Simona, se mi dai la linea alla regia, fallo tu direttamente, vai. Non l'ho mai fatto, dammi almeno un consiglio. No, linea alla regia. Linea alla regia. Ed eccoci ritornati in diretta qui da Camigliatello Sirano per Obiettivo Turismo. Simone, sei stata bravissima, Simone, hai un futuro in televisione. Dopo il FAI sicuramente potrai trovare Ci pensavo. Cioè, avevi pensato di fare una cosa del genere o no? Mai. Allora, senti, invece, come ho detto anche al Presidente, diamo un suggerimento, un motivo perché devono venire a vedere questi giganti, tutti gli amici che adesso seguono Obiettivo Turismo.
Beh, intanto mi riconduco a quello che è stato detto prima, e cioè il fatto che in effetti la Sila è assolutamente da visitare, perché è uno dei parchi più belli e più antichi che abbiamo in Italia intanto. E i Giganti della Sila è un luogo non soltanto naturalistico, ma è anche un luogo culturale, quindi attraverso la riserva noi esprimiamo un binomio di arte e natura, di cultura e natura, che è in grado di raccontare ai locali, ai visitatori, ai turisti la storia della Calabria e dell'Italia intera. Lo dicevamo prima che appunto il pino laricio è l'elemento simbolo della flora calabrese, che ha concesso anche addirittura la costruzione di importantissimi edifici in tutto il mondo, quindi noi abbiamo lasciato un riconoscimento con il quale riusciamo a raccontare la natura, come dicevo appunto, e anche la cultura di questo territorio. E aggiungo anche una cosa, se me lo consente, e cioè il fatto che quello che diciamo percepiamo con le attività che facciamo ai Giganti della Sila è che le persone hanno voglia di vivere la natura, hanno voglia di vivere la montagna, soprattutto anche i locali stanno cominciando a riscoprire le bellezze che ci circondano, e quindi se il Covid ha provocato tutto questo, ben venga. Molti aspettano il Covid-20 perché sai non vogliono andare a lavorare, però prima ho detto ma hai visto i giganti, vieni a visitare, ci sono i giganti, ho detto a un amico prima, hai sentito dove suonano, perché pensava che erano i giganti o gruppo, no? Invece no, che sono però in California. effetti sono perché giganti, no, perché non sono giganti, cioè, subito ci sono i giganti pensa subito al gruppo musicale degli anni 70-80 che il presidente se ricorda bene, e il sindaco no, perché il sindaco è nato con Rocco Ante, forse adesso è Fedez, si va a scherzare a parte. Allora sindaco, hai sentito che ha detto Fiorino prima a microfoni spenti, no? E che questi al nord c'è una sinergia, le amministrazioni sono vicine veramente ai privati e tutto, e voi invece? Certo, noi cerchiamo di essere sempre presenti e vicini per quelle che sono le nostre competenze. Poi purtroppo sui nostri territori insistono diverse istituzioni, insiste la provincia, la regione, l'ARSAC, Calabria, cioè ognuna Calabria Verde, ogni istituzione poi ha un pezzetto di territorio, un pezzetto di competenza, quindi è sempre difficile poi coordinare tutto, e stiamo costantemente a sollecitare, a spingere e a vedere. Stiamo cercando, abbiamo intrapreso un ragionamento con la regione, con l'assessorato, con la nuova giunta che si è insediata. Lo diciamo già da molto tempo, abbiamo bisogno di riqualificare il nostro territorio, non abbiamo bisogno di cattedre del deserto, di cemento, di palazzetti, non ne abbiamo bisogno, abbiamo dato un taglio anche diverso alla nostra amministrazione. Con un palazzetto ce l'abbiamo, bello, puntiamo a riqualificare deserto, le nostre strade, a riqualificare i nostri villaggi rurali, i nostri posti, il nostro patrimonio artistico. Questa deve essere la sfida, e ben va in sintonia anche con la fruizione del nostro territorio, cioè, quindi partiamo dall'esistente, veramente riqualificare, e in questo abbiamo bisogno veramente di una mano da parte delle istituzioni per investimenti mirati. Abbiamo fatto già degli incontri e siamo su questa lunghezza d'onda. Dobbiamo essere in grado di offrire e potenziare i servizi ai turisti, non di creare chissà che cosa, quali intrattenimenti. C'è già il nostro territorio, il paesaggio, che l'intrattenimento è naturale, non dobbiamo fare discoteche eccetera eccetera, i vecchi discorsi del passato. Dobbiamo avere delle risorse mirate per riqualificare le nostre strade, per dare servizi, e quindi su questo puntiamo. Poi quest'anno, ripeto, come dicevo prima, io voglio anch'io ringraziare gli operatori coraggiosi, giovani e meno giovani, che veramente grazie a loro se quest'anno si riesce, agli operatori di Camigliatello, che se quest'anno si riesce comunque a superare, ad affrontare alla grande questo momento di difficoltà. Io credo che ne usciremo, perché comunque le presenze ci saranno. Però sindaco, siccome parla pure a microfoni spenti, lo diciamo anche, il corso qua lo chiudiamo, perché il corso lo chiudiamo, certamente. Abbiamo dato la possibilità di utilizzare spazi all'aperto, stiamo facendo l'isola pedonale sabato e domenica per consentire nella settimana che c'è poco movimento comunque ai ristoranti, ai bar, di lavorare anche con le persone di passaggio. Dal 1° agosto, come tutti gli anni, tutto il nostro corso sarà isola pedonale, premesso che anche qui abbiamo dei progetti per fare comunque
una pedonalizzazione o semipedonalizzazione permanente, quindi partendo anche dal confronto, partendo dal confronto con gli operatori e con chi poi deve lavorarci sul corso. Fiorino, allora una battuta anche a Fiorino, che siamo quasi addirittura d'arrivo, mancano 5-6 minuti alla chiusura della trasmissione, siamo qui da Camigliatello con Obiettivo Turismo. Fiorino, ti volevo chiedere, noi abbiamo fatto una trasmissione negli anni passati, bellissima, dove c'era anche i fratelli Scalise, se non mi sbaglio, sì. Salutiamo Un grande saluto, due imprenditori veramente coraggiosi, ecco, sul nostro territorio. E all'epoca si parlava che non funzionava il tappeto, non funzionava quello, non funzionava, ma è cambiata la cosa da allora o no? No, assolutamente, diciamo che da noi ci vuole sempre un po' più di tempo, perché poi far capire tante cose che sembrano così un po' diverse non è mai facile, però la possibilità, ecco, di cambiare le cose c'è, bisogna avere solamente un po' di volontà, credere anche nelle iniziative dei giovani, nelle novità che molte volte spaventano, però credo che il futuro è anche fatto di queste cose, quindi unire un po' il nuovo con il vecchio secondo me è la cosa più giusta, più importante. Anche per questo mi ricollego a quello che diceva il sindaco. Ecco, noi come operatori, direttamente noi come Leonetti siamo assolutamente d'accordo su una chiusura, una penalizzazione permanente, almeno per il tratto che ci compete. Quindi dove dobbiamo firmare, sindaco? Firma subito. Allora, Leonetti invece questo è un bar storico, no, di Camigliatello, chi non ha preso un caffè a Leonetti, no, oppure una cioccolata, voglio dire, rimangono nella sono attività che rimangono nella storia, come anche qua i Ventura, che con il Piatore, c'è il Cristallo, c'è il Cozza, Miranda, Tasso, c'erano da tutti questi alberghi che hanno fatto la storia di Camigliatello. Sì, volevo solamente chiudere con una cosa. Noi abbiamo rilevato quasi 2 anni fa questa struttura storica, volevamo cambiare il nome, poi è successa una cosa effettivamente molto particolare, levando i graniti, ecco, che c'erano sulla vecchia struttura esterna, proprio nella parte centrale è venuta fuori la vecchia scritta Leonetti, quindi questo è stato quella proprio storica di oltre 70 anni fa. E quindi non potevamo assolutamente cambiare la storia, dico io. Avete fatto bene, la storia non si cambiano, bisogna dare riconoscenza a questi imprenditori che sono stati una vita qui e hanno lavorato, hanno fatto grande anche la Silava, un applauso anche a loro. Allora facciamo un giro, iniziamo con il Presidente. Presidente, c'era Marzullo, questo non è l'orario di Marzullo, che sono le 16 e 7 minuti, 6 minuti, diceva fatti una domanda e datti una risposta. Prego Presidente. Presidente Curcio, poi sentiamo anche il Presidente, non è facile, prego. Fatti una domanda, ma tu l'hai trovata sta cosa, è una cosa bella, questa quando ti trovi in calcio d'angolo, portarci. Sì, perché in Sila, io quando parlo di Sila, ovviamente essendo il mio un ente sovracomunale, devo parlare di Sila nella sua accezione più ampia, quindi inserendo ovviamente la provincia di Crotone e anche la provincia di Catanzaro, dove ci sono delle esperienze anche riferimento ai giovani che sono veramente importanti. Allora, perché a volte si ha la sensazione che la Sila non decolli? Questa potrebbe essere la domanda. La risposta potrebbe essere questa: a volte si pensa che non decolli perché le persone che vengono in Sila non hanno contezza di ciò che la Sila gli può offrire. Grazie Presidente. Adesso passiamo al Presidente della Proloco, prego Eugenio Celestino, a te il microfono. Lo diceva bene il Presidente Curcio, la Sila è uno scrigno di storia, di ambiente, di arte, di artigianato, di cultura, di borghi storici, di eccellenze non gastronomiche. Per cui basta informarsi, conoscere bene il territorio e si ha la possibilità di scoprire centinaia di chilometri di sentieri da fare in bici o a piedi.
ci sono borghi storici che contengono storie millenarie, Gioacchino da Fiore, San Francesco di Paola, Bruno da Longobucco, con legami con questi territori che oltretutto hanno grandi storie anche di artigianato, di borghi, Caccuri, Santa Severina, cioè davvero se andiamo a stilare programmi da fare si potrebbe stare qui settimane a scoprire un territorio, a restarne entusiasti e stupefatti dalla bellezza che si riesce a trovare. Simona Lobianco, vi prego per il FAI. Prego. Sì, stupefatti e meravigliati appunto di quello che si può scoprire in questo territorio, perché è un vero e proprio giacimento culturale, quindi giacimento vuol dire natura e uomo. Siamo una riserva MAB dell'UNESCO, aderiamo alla Carta Europea del Turismo Sostenibile e tantissimi altri valori e riconoscimenti ambientali e culturali che quando raccontiamo ai turisti restano veramente stupiti e meravigliati. Quindi la prima cosa da fare è comunicare, promuovere, valorizzare, sempre con un obiettivo di tutela e di salvaguardia di questa varietà di biodiversità che contraddistingue la Sila e la rende diversa in tutto il mondo. E visto che tu sei di Vibo, Simona, invitiamo anche gli amici che vanno a Tropea, dal mare venite in montagna, assolutamente sì, ma Rica, in realtà ne vengono tanti, devo dire, perché lo si diceva prima, magari la Calabria viene immaginato come una meta balneare, ma è anche l'unica regione... 800 km di cosa? Sempre 800, lo sappiamo che sono 800 km, però... Ma forse non sappiamo che è l'unica regione in Italia che ha invece 3 parchi nazionali più uno regionale, quindi tanta montagna. Benissimo, grazie a Simona Lobianco. Sindaco, prego, ti lascio il microfono, hai un minuto a tua disposizione per dire tutto quello che vuoi, prego. Ho un minuto per fare un appello, un invito a venire nel nostro bellissimo territorio, a Camigliatelle, in tutta la Sila. C'è stato negli anni scorsi, negli ultimi 3 o 4 anni, un trend positivo per quanto riguarda le presenze sui nostri territori in Sila, anche si è provato e si è riusciti anche a destagionalizzare, perché si sono realizzate molte iniziative anche in periodo proprio di alta stagione, quindi quest'anno un po' così, però comunque l'invito veramente a venire a fruire, a godere dei nostri bellissimi paesaggi, del nostro territorio, dell'aria più buona, più pulita d'Europa, che è un qualcosa di importante, venendo qua rispettando ovviamente le regole, non abbandonando rifiuti, perché questo io lo devo dire, quindi veramente un appello: andiamo a fare la scampagnata, la passeggiata, i rifiuti ce li riportiamo indietro anche a casa e poi li differenziamo e li buttiamo, quindi veramente venite a godere nel nostro bellissimo territorio. Insomma, dateci una mano a tenerlo pulito. E vi aspetta poi il Giro d'Italia pure. Sì, allora, sì, aspettiamo anche te, ecco, aspettiamo un'altra trasmissione. Allora, prego Fiorino, allora, Leonetti, vabbè, allora, Spizzirri però è lo storico bar di Camigliatello, prego, cosa vuoi aggiungere? Ma diciamo che c'è poco da aggiungere, come dicevano un po' tutti gli ospiti, la Sila è favolosa, bisogna solo venire e godere intanto di questa temperatura favolosa. Certo. Dalle altre parti in questo momento credo che stanno tutti a boccheggiare, qui stiamo divinamente, cioè possiamo dormire ancora con i piumoni la sera, quindi. Allora grazie a tutti voi ragazzi per la vostra collaborazione. Il Presidente dice ragazzi, noi ci ritroviamo venerdì prossimo con Obiettivo Turismo, questa sera un al lupo ai lupi, e in modo particolare ringrazio i Ventura qua, poi Marco, anche Guida e tutti voi per la collaborazione ragazzi. Allora da Fabio Di Polito è tutto, giriamo la linea, ecco se le immagini vi giungono in diretta da Camigliatello Silano. Allora per il momento è tutto, Obiettivo Turismo ritorna venerdì prossimo, la linea la giriamo a Luca, la regia centrale. Buon pomeriggio.